Si discute oggi a Sciacca, nella Sala Blasco del Palazzo Municipale, dei finanziamenti ai pescatori del FEAP 2014-2020, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Un'occasione importante per l'economia siciliana e della provincia agrigentina legata alla pesca. Bandi aperti sugli aiuti alle imprese per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura, sugli investimenti in acquacultura e maricultura. Una boccata di ossigeno per gli operatori della pesca in un momento di crisi del settore, sottolineato più volte dalle categorie interessate e dalle cooperative dei pescatori della provincia agrigentina. Un comparto, quello della pesca agrigentina, che attraversa momenti difficili sia nella commercializzazione del pescato e sia nella esportazione del prodotto. Intervengono il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea Dario Caltabellotta ed i dirigenti del servizio programmazione acquacultura, maricoltura e trasformazione prodotti ittici dello stesso Dipartimento. Gli operatori del comparto della pesca della provincia di Agrigento sono invitati a partecipare all'incontro a Sciacca per conoscere le nuove opportunità di finanziamento e di aiuto alle economie costiere offerte dal Fondo europeo.